grandi cambiamenti del mercato del lavoro impongono alle amministrazioni regionali un continuo cambiamento per rispondere ai vari fabbisogni. Le ITS Academy del Veneto in questo senso rappresentano un vero e proprio fiore all'occhiello. La Regione del Veneto stanzia 4 milioni all'anno per sostenere questi fabbisogni di formazione. Oggi le imprese chiedono principalmente grande specializzazione ma anche grandi competenze. Pochi sanno però che questi percorsi sono esattamente paralleli all'università, è una formazione terziaria e quindi ci dà la possibilità di rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro che vuole continuare innovazione, che vuole però persone molto qualificate. E il dato significativo più di tutti è che la rispondenza con il mondo del lavoro genera il vero obiettivo, cioè quello di dare il 100% alle volte piena occupazione. In Veneto abbiamo un sistema che funziona molto bene, sia di connessione tra le scuole e le imprese che di connessione tra i centri di formazione professionale e le imprese. Questo è dovuto al fatto che da molti anni la Regione finanzia e sviluppa interventi di alternanza scuola-lavoro, quindi di un collegamento molto stretto tra quello che si fa nelle imprese e quello che si fa a scuola, e abbiamo anche previsto sperimentazioni non solo per mandare gli studenti in azienda ma anche per favorire la partecipazione dei docenti in azienda con delle sperimentazioni. Io credo che la partita degli ITS sia decisiva e fondamentale e che fortunatamente finalmente è diventato un servizio permanente, universalistico e quindi una struttura permanente di istruzione superiore a disposizione del mercato, ovvero a disposizione delle persone, dei giovani che escono dalla scuola. L'unico scoglio da superare è quello di una sorta di barriera culturale. Quando qualcuno pensa di crescere in termini di conoscenza pensa solamente all'università, invece i percorsi di Academy, così collegati con il mondo del lavoro, ma le imprese più dinamiche, quelle che sono più innovative, quelle che esportano di più, chiedono questi super tecnici. È una qualifica importante, spendibile su tutto il mercato del lavoro a livello europeo, ma la cosa significativa più di tutte è che le Academy, i nostri ITS, sono molto radicati sul sistema produttivo delle filiere e in Veneto sappiamo quanto siano significative, soprattutto per l'attenzione che i mercati stranieri hanno. Assolutamente alternativo, l'abbiamo voluto appunto con un percorso diverso, non ha niente a che fare con la laurea triennale che poi dovrebbe portare comunque a un percorso di tipo quinquennale. L'ITS è un percorso post diploma che è calato proprio in azienda, quindi una parte dell'attività curriculare viene fatta in azienda e quindi sicuramente un tipo di specializzazione diversa da quella che dà l'università, che sicuramente è elevata ma più teorica. Questa è un'attività anche pratica oltre che formativa a livello generale. Veneto Lavoro come agenzia del lavoro della Regione Veneto ha lo scopo di fornire i servizi di base per l'organizzazione del mercato del lavoro. Questo significa che tutto lo strato dei sistemi informativi e delle analisi che sono conseguenti è una competenza di Veneto Lavoro. La Regione ha il compito di dare la spinta, di indicare una rotta, di avere una visione e sono tante le realtà che fanno innovazione sul territorio, imprese, scuole, imprese con i propri fornitori dentro il sistema della loro organizzazione. Molte volte non si conoscono, eppure queste diventano buone pratiche, buoni esempi. È più facile seguire un esempio che non dare solo della teoria e la Regione ha voluto negli anni e ancora ora usare i fondi comunitari proprio per dire ci sono delle buone pratiche, mettiamole a sistema, la Regione c'è per finanziarvi.